La storia del monumento alla partigiana, dal 1969 davanti ai giardini della Biennale di Venezia, è stata ripercorsa all'Ateneo Veneto partendo dal rapporto che legò in quell'occasione tre eccezionali personalità. Questa straordinaria scultura che è stata concepita da Augusto Mürer nell'ambito di un concorso, ma a cui sicuramente hanno dato grandi contributi Giuseppe Mazzariol come suo primo interlocutore intellettuale, Carlo Scarpa come autore della collocazione, con la Venezia che vede nel suo sfondo le montagne da cui Mürer proveniva, che si è svolto il nostro ragionamento di stasera. In sala un bozzetto realizzato da Augusto Mürer. L'ha portato il figlio Bruno. Fu lui a comunicare al padre che aveva vinto il concorso indetto dal Comune di Venezia. Guarda che ha telefonato il professor Mazzariol che hai vinto il concorso e mi guardò come ha detto sei sicuro di quello che stai dicendo? Hai il nome? Gli ho detto guarda ho scritto il nome, il cognome e io so e questo è il numero di telefono. Dopodiché ha chiamato Mazzariol e questo appunto conferma di quanto gli avevo riportato, insomma non erano scherzi. Un'opera che continua a riservare sorprese, per esempio sulla disposizione dei suoi basamenti in pietra che ricalcano la forma di Venezia. C'è questa corrispondenza che è rinvenibile a partire dagli schizzi di Le Corbusier, appunto fatti dall'elicottero insieme a Giuseppe Mazzariol, e che poi riprendono questa forma della città, che è esattamente la stessa operazione che negli stessi anni ha fatto Carlo Scarpa per il basamento della scultura di Mürer. Un'opera che ha anche mantenuto tutta la forza e l'attualità del suo messaggio. Questo venir fuori dall'acqua della donna dilacerata, colpita, violentata, che diventa simbolo di una libertà molto più generale. Quindi non si tratta solo di un messaggio artistico-culturale, direi un messaggio umano.